Io apprezzo l'onestà intellettuale dell'assessore Calzavara, che con una certa trasparenza nei contenuti oggi chiaramente ci dice: care consigliere, cari consiglieri, la coperta della Regione del Veneto è troppo corta. E siccome il Presidente ha già detto che né nel 24 né nel 25, quindi per tutta la durata della legislatura, non intende inserire l'addizionale IRPEF, noi ci arrendiamo al fatto che la coperta sarà troppo corta. Ora, Assessore, io davvero apprezzo l'onestà con cui lei espone le difficoltà a quest'Aula e le modalità con cui con le risorse disponibili prova ad affrontare le emergenze. Però allora forse è il caso da oggi, in attesa che si apra la discussione sul bilancio di previsione, che almeno dentro quest'Aula cambiamo il vocabolario con cui proviamo a raccontare cosa può fare la Regione del Veneto. Perché se io mi rendo conto che la coperta è troppo corta e contestualmente sto fermo nella decisione di non voler applicare l'addizionale IRPEF, sto dicendo ai cittadini del Veneto: cari veneti, io so che non posso farcela a garantirvi le cose che servirebbero per quanto riguarda il soddisfacimento dei vostri bisogni reali, materiali, e non ho intenzione di fare nulla per poter fare di più. È una scelta legittima, coerente con il racconto che avete fatto e che il Presidente Zaia ha impersonificato in questi anni, ma io credo che dovremmo uscire dalla retorica del non metto le mani nelle tasche dei veneti e cominciare a entrare nel racconto che non abbiamo più i soldi per soddisfare i bisogni materiali delle persone e che non vogliamo fare ciò che potremmo fare per poterli avere. Scelta legittima, ma su cui capirà, Assessore, abbiamo un'idea diversa. E sa perché? Per due ragioni principalmente. La prima: questa retorica del Veneto tax free è una retorica di Zaia 2010, cioè di una fase storica in cui l'economia mondiale, italiana e regionale potevano anche consentire alle istituzioni, in virtù della crescita economica e dei cambiamenti globali in corso, anche di poter fare esattamente questa operazione qua. Allevio la pressione fiscale sui cittadini perché c'è una ricchezza e un benessere diffuso tale che mi consente di non dover affrontare emergenze sociali, e faccio la mia parte spalmando un risparmio fiscale sulla popolazione. Andava bene al primo mandato del Presidente Zaia, ecco perché il limite dei 3 mandati è rilevante sul piano politico e non istituzionale. Sull'istituzionale si può decidere. È rilevante dire che una fase è finita quando noi affrontiamo un mondo completamente cambiato, con un vocabolario e con delle parole d'ordine che non appartengono più a questa regione, alla fase storica che stiamo vivendo, perché di fronte alla crisi sociale ed economica in cui siamo immersi, all'indomani della pandemia, con le guerre dentro e fuori l'Europa che minacciano la tenuta geopolitica mondiale, noi non possiamo rispondere con una ricetta del 2010 che non funziona più, che può funzionare, ripeto, sul piano del consenso, ma che non funziona più, nel senso che è oggettivo, ce l'ha detto lei, Assessore, che non è una ricetta con cui noi rispondiamo o possiamo rispondere ai bisogni dei cittadini a cui siamo chiamati a rispondere, sia quelli che le tasse le pagano, sia quelle che le tasse non le pagano, perché se io sono un disoccupato e non ho un reddito e sono una delle fasce della popolazione più esposta delle necessità, che ci sia l'addizionale o meno non mi cambia niente, perché se non ho reddito non posso neanche pagare le tasse. Però magari se chi ha di più potesse aiutarmi ad avere un canone di affitto agevolato, ad avere una casa per poter vivere con la mia famiglia, ad avere una borsa di studio erogata per l'università, ad avere un biglietto gratuito per il trasporto pubblico locale, magari riesco a evitarmi di scivolare in una condizione di povertà strutturale da cui poi non so più come sollevarmi. Ecco perché io, lo sa, Assessore, non sono un'appassionata dell'addizionale IRPEF,
Sono però un'appassionata rispetto al fatto che noi abbiamo delle emergenze, ce le avete voi perché governate voi, dove governiamo noi ce le abbiamo noi, non è che sia il problema del Veneto, è un problema della fase storica che noi stiamo attraversando. E io mi chiedo, intendevo dire questo nell'intervento di prima, se per il Veneto esiste un progetto di sviluppo che tenga insieme la necessità di fare in modo che questa regione continui ad essere generatrice di sviluppo e di benessere come è stato finora, ma al contempo non lasci indietro nessuno, perché come si fa a non vedere che dal 2010 al 2023 le diseguaglianze sono cresciute, i bisogni sociali sono cambiati, si sono allargati, si sono estesi, si sono amplificati, in particolar modo rispetto alle giovani generazioni. C'è una diseguaglianza generazionale rispetto alla quale noi non possiamo dire più mai niente. E allora, Assessore, lo dico a lei perché purtroppo, come è noto, il Presidente Zaia in quest'Aula non viene mai, ma lo dico a lei per interposta persona, mi rivolgo al Presidente, riferisca a lei che ogni tanto lo può vedere. È finita questa fase in cui ci possiamo accontentare del Veneto tax free, perché una volta che abbiamo finito con quella retorica là, li abbiamo fatti oggi un po' di elenchi di problemi. Le famiglie non sono in grado di pagare la retta per la casa di residenza dell'anziano non autosufficiente o del disabile. Io la sfido ad andare da quelle famiglie a dire: ok, non ce la fai a pagare la retta, ma io non ti ho messo le mani nelle tasche per farti pagare un po' di addizionale IRPEF. La sfido ad andare dalle famiglie che sono costrette a chiedere ai figli di ritirarsi dall'università perché in questa regione il diritto allo studio non è garantito e non gli basta sentirsi dire non vi ho messo le mani nelle tasche. Ora io mi chiedo esattamente questo: se la coperta è corta e se non c'è la volontà di riconoscere, e se non c'è la volontà, evidentemente è un tema che non riguarda alcuni consiglieri, se non c'è la volontà di costruire le condizioni per allungarla questa coperta, allora lì sì fatichiamo a trovarci. Ma sa perché, Assessore? Fatichiamo a trovarci perché la decisione su quale lato della coperta tirare è ciò che fa la differenza tra noi e voi. Cioè, se la coperta è corta, dobbiamo decidere chi copriamo con quella coperta, perché qualcuno resterà fuori. E noi abbiamo fatto una lista di fragilità che secondo noi devono essere coperte, cioè quella coperta corta deve essere usata per ridurre per quanto possibile le diseguaglianze che stanno spaccando anche la nostra regione sul piano territoriale, generazionale, di genere. C'è un tema grande comune a casa che riguarda le differenze di opportunità tra le persone. Allora noi diciamo: se la coperta è corta, allunghiamo questa coperta, ma se non volete allungare questa coperta, noi vi chiediamo di scegliere in maniera diversa chi decidete di coprire con questa coperta. Vi abbiamo chiesto di coprire gli studenti che non si possono permettere di frequentare l'università perché non hanno un reddito familiare adeguato, perché lo so benissimo che chi ha i soldi all'università ci va e l'appartamento in affitto lo trova, ma se vogliamo essere la regione del Veneto del futuro, dove dobbiamo investire se non nell'istruzione diffusa, ma non soltanto per una questione di competitività o di performance, come piace ad alcuni di voi analizzare le politiche pubbliche, per una banalissima questione di democrazia, perché un'istruzione diffusa riesce ad essere un volano per costruire comunità responsabili, consapevoli e dunque veramente democratiche. Le abbiamo chiesto di tirare la coperta per tutte quelle fragilità che oggi, complice anche la congiuntura economica nazionale, le scelte che noi giudichiamo pesantissime del governo, rischia di essere doppiamente scoperto. Chi non può pagare un affitto, chi ha un anziano e non può permettersi la casa di riposo, chi ha dei figli piccoli, lo diceva benissimo la collega Bigone, lo dirà poi, e non può permettersi l'asilo nido e le donne sono costrette a rinunciare al lavoro. Siamo di fronte a una serie di fragilità che hanno bisogno di risposte concrete.
Le abbiamo chiesto, Assessore, e chiudo davvero, di investire sulla grande altra emergenza democratica che sta investendo il nostro Paese, che è la scuola pubblica. Questa è una delle poche regioni che non investe un euro nella scuola pubblica. Diamo qualcosa alle private paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie, ma nella scuola pubblica non mettiamo una lira. Allora queste sono le scelte che distinguono e differenziano il lato da cui si sta tirando la coperta. Noi vi chiediamo, Assessore, oggi in questa variazione di bilancio, lo faremo attraverso una piccola manovra emendativa e una serie di ordini del giorno, di tirare la coperta insieme a noi dalla parte di chi senza quella coperta muore di freddo. E allora gli interventi che ci sono, pur pregevoli, non possono sopperire a questa grande carenza di fondo che rende sostanzialmente il bilancio della Regione del Veneto un non strumento, cioè non è un elemento attraverso il quale noi possiamo incidere, lo diceva il vicepresidente Montanariello, in maniera concreta sui bisogni delle persone. Rinunciare ad essere questo strumento, rinunciare ad essere la soluzione per i problemi concreti delle persone, a nostro avviso non è all'altezza della fase storica che purtroppo, per fortuna, siamo chiamati a vivere. Grazie.